Allora. Ecco, mi sono su una via una piccola via che la fa parte di via Ronchi, E qual è il nome della via? la via Rovi. Ecco, c'è 8 abitazioni lì. Una strada chiusa? No, una strada bianca, una strada chiusa, sì, dopo, no? La gera nostra e dopo in nega portare una volta la gera e automaticamente è diventata comunale, prima era solo frontista. Ecco, ben lì non che se fogna, non che se... Ho fatto le fogne nuove come che se doveria farle. Aspetta, e dove che mi era un gira? passaggio una volta, dopo che c'era le auto. Sì, Era il serali, ponte? sì, Perché prima era... Prima si poteva passare, adesso invece è tutto si poteva serale. passare da qua a là, capito? Adesso Dopo il si ponte era di stasera. Noi altri adesso siamo anche penalizzati nel discorso, come che faceva il discorso lui prima che la ferrovia, il muro del Perlino. Effettivamente abbiamo combattuto da 10 anni per i sottopassi, no? Pararia che fossi andai che dovessi farli, pararia imminente, doveva essere fatti e invece se va a finirla che non li fa. Si sta giappando delle firme non su queste elezioni ma sulle altre per boicottarli, perché non lo faccia proprio, perché noi non vogliamo neanche che passiamo per lì, perché se ne fai sottopasso andiamo a inquinare l'aria del Porto Bene. Ecco, e niente, si sta fatto di tutto e di più per tagliarne fuori completamente. Noi dovremmo fare il giro per Fossalta, per andare a Portogruaro, oppure buttarsi in via Ludine, che so se avete presente il traffico. Anche i potete scuola. Potete scuola, volevamo farli andare fuori alla Cadoro, la so, o se no li facciamo da via a copare in via la Udine, perché qua è... Poi come si permette di chiudere delle strade per non fare un sottopasso dei piani? Cosa dovevamo fare sottopasso? Fa un cavalcavia, fa quel che 10 anni, Sì, la combattiamo, ma scherziamo? Però se sta due vicini alla maggioranza, neanche di queste terre, che si è opposto. Sì, che c'è pas firme, su Aldo Moro, c'è pas firme, che aveva ingrumato 300-400 firme. Quando che noi altri, questa strada qua, la c'è per Fossalta, la c'è per noi, la c'è per Telio Veneto, tutti passano, tutti passano tutti per qua per andare a scuola. L'orto botanico, a questo punto qua. E nega boicottare in tutti i modi. E niente, non esistiamo. Che stavo spiegando delle fognature e mi con la fognatura nuova però cosa che succede? Anche se butto fuori acque pulite e perfette, però le gira attorno alla mia casa finché le si prosciuga, perché non che se dalla parte di qua non esiste, prima che andasse a San Donà la bonifica, adesso non abbiamo più nessuno, non esiste. E ne porta via tutto e a un certo momento da chi va a sto legnamino? Sono impossibilità di andare a San Donà a lagnarmi perché la mia acqua non può andare fuori. Quasi dei frontisti lì in parte, zona agricola, e che si fa dispetti un po' altro, uno fa le scoine e quell'altro le stroppa perché ti non te passi per la... Perché questa era un'area... E mi sono demeso e che c'ho demeso.